Sicurezza sul lavoro. Lo Spisal di Venezia presidio essenziale. Operatività anche il sabato, turni gravosi e sotto organico. Introdotto il modulo segnalazione anomalie mezzi e attrezzature. Nel territorio veneziano la prevenzione nei luoghi di lavoro è assicurata da un'attività ispettiva che, nonostante gli organici ridotti, copre anche i fine settimana. Lo Spisal dell'ASL 3 Serenissima sta sostenendo turni particolarmente gravosi per presidiare cantieri, terminal e siti produttivi, con l'obiettivo di ridurre incidenti e near miss prima che diventino infortuni. L'elemento qualificante in questa azione è l'introduzione e la diffusione, d'intesa con gli RLS e gli RSPP dei cantieri, del modulo segnalazione anomalie mezzi e attrezzature, uno strumento standardizzato che rende tracciabile e rapida ogni segnalazione di rischio tecnico. Che cos'è e come funziona, in breve? Allora, intanto identifica subito il mezzo o attrezzatura, quindi tipologia, codice macchina, e chi segnala il guasto, nome, matricola, interno, articolo 17. Racconta l'anomalia in un box descrittivo e ne indica il luogo e l'ora, e se ha già causato danni o incidenti e se è urgente e pericolosa e quindi ha bisogno di manutenzione rapida. Prevede la doppia firma del segnalante e di chi riceve l'informazione. Quindi una responsabilità e una presa in carico tracciata e tracciabile. Include una checklist, cioè la tabella guasti standard, per spuntare rapidamente i difetti più frequenti, come quelli di sicurezza come i segnalatori, le cinture e gli arresti, quelli di visibilità e guida come i comandi, impianti elettrico e idraulico, di sollevamento, per esempio per i forklift come le forche, le funi, le catene e gli accessori, di alimentazione, per esempio come le batterie, i cablaggi, o delle vibrazioni e rumore, e il corretto funzionamento dei sensori, anche l'anemometro per esempio. Inoltre segnala l'ordine, la pulizia e gli ingombri. L'obiettivo è il tempestivo e precauzionale fermo del mezzo, dando priorità agli interventi e alla valutazione dello storico dei guasti per manutenzione e audit. Perché serve questo documento? E i numeri della provincia di Venezia e del Veneto lo dimostrano. Allora, nel primo semestre del 2025 in Veneto sono stati 51 i morti sul lavoro, più 111% rispetto al 2024. Venezia conta 7 vittime totali, 6 in occasione di lavoro, nei primi 5-6 mesi e l'incidenza più alta di tutta la regione. Nei primi 7 mesi del 2025 i decessi regionali salgono a 63, circa il 40% sono stranieri. Il Veneto è al secondo posto in Italia per numero assoluto di incidenza, 19,3 sul milione, sopra la media nazionale. In provincia di Venezia poi si stimano circa 12.000 infortuni l'anno e in aumento sono le denunce con picchi tra i più giovani. Quindi l'esperienza veneziana dimostra che la prevenzione funziona quando è presidio continuo, anche di sabato quindi, quando ha strumenti chiari e quando esiste una collaborazione forte tra lo Spisa, gli RLS e le imprese e gli RSPP delle imprese. Per consolidare questa pratica e per ampliare i controlli si rende necessario un rafforzamento degli organici dello Spisa e degli organi di controllo e delle risorse dedicate al servizio territoriale.